telespettatori, rieccoci insieme. Allora facciamo l'approfondimento importante che vi avevo detto di questa serata, è quello relativo alle prospettive di vita della non autosufficienza nella nostra regione, nella regione del Veneto. C'è stato un convegno, un motivo di incontro anche molto importante, più volte ne abbiamo parlato con i sindacati comunque, però un incontro importante per fare delle valutazioni, delle considerazioni. Da una parte ci sono stati i sindacati a livello unitario, qui abbiamo i nostri ospiti, adesso ve li presenterò, dall'altra c'è stata anche la rappresentanza della regione che ha un ruolo importante effettivamente e poi naturalmente chi rappresenta le case di riposo, queste strutture che comunque hanno un ruolo importante. Certamente ci sono anche le famiglie, ci sono le prospettive che possono avere le persone non autosufficienti di vivere una vita autonoma, ma come, in che termini, ci sono le strutture che devono intervenire dal punto di vista sociosanitario, insomma c'è tanto in gioco. Il problema naturalmente sono i costi estremamente elevati di gestione di queste problematiche e poi soprattutto il fatto che saranno via via che passa il tempo più estese, comprenderanno una fascia sempre più importante della popolazione. Per fare un po' un'analisi e per vedere quali sono le prospettive, come si pone anche da un ruolo importantissimo il sindacato al riguardo, noi abbiamo il piacere di fare questo approfondimento con i nostri ospiti. E allora vi presento subito, ben arrivata Lorenza Cervellin, segretaria regionale UILP Veneto, delega sociosanitaria. Grazie di essere qui con noi, segretaria. Grazie a voi. Ben arrivato anche dalla parte opposta Fabio Toso, che è vicepresidente nazionale di UNEBA, è l'associazione che riunisce le enti no profit dal punto di vista sociale, delle case di riposo, insomma, di vocazione cattolica, diciamo così, ecco, che sono retti anche da suore, sacerdoti, giusto, per semplicizzare al massimo. Benissimo, e dopo abbiamo i nostri compagine tecnica specializzata, Gino Ferraresso, Dipartimento Welfare SPCGL, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutte e a tutti. E Sergio Furlanetto della FNP del Veneto, grazie anche a lei. Buonasera. Ben arrivati, hanno fatto un'analisi anche molto dettagliata, ne abbiamo già anche parlato. Allora io vorrei prima però partire proprio con lei, perché ci deve un po' fare un quadro di quelle che sono le strutture per anziani, cosa stanno vivendo. Sa perché glielo chiedo? Perché poi il sindacato lo sa bene, cioè, noi abbiamo voci diverse da parte dei cittadini e c'è molta perplessità sia nel tenere a casa la persona, anche se è una cosa ritenuta importante, eccetera, ma anche dall'altro lato nell'affidarli in strutture che hanno dei punti di domanda. Per i costi, da sostenere le famiglie stesse, il pensionato, per la possibilità di vedere queste persone, perché sono ancora organizzati in un modo, per assurdo, per vecchi ma in modo vecchio. Allora chiedo a lei, esatto, lei Nicchia, però ci spieghi il suo punto di vista. Beh, innanzitutto credo che, e questo abbiamo avuto modo di dirlo in più occasioni, faccia conto che non l'avrò mai detto perché chi ci ascolta diciamo che è importante condividere le informazioni e le conoscenze su queste realtà, perché credo che il sentito dire e il fattor comune in questo caso con 2 anni di rivoluzione vada in qualche modo reindirizzato. Perché effettivamente nelle residenze per anziani quello che conta in questo momento è che in effetti noi abbiamo protetto le persone nelle nostre residenze, ci siamo presi cura, sono stati 2 anni difficili, soprattutto 1 anno e mezzo difficile, ma quello che soprattutto dobbiamo capire è che noi partivamo da realtà che accoglievano persone non autosufficienti, ma pensare di gestire una pandemia, una situazione così estrema, senza conoscenze, ma non da parte nostra, conoscenze da parte del mondo sanitario, questo era qualcosa che ci ha fatto balzare all'onore della cronaca per essere le realtà più fragili, più deboli, che in alcuni casi addirittura forse potevano causare la morte delle persone, ma così non è stato. Perché? Perché sicuramente quello che è stato chiaro per tutti è che nelle nostre realtà c'erano esattamente le persone più fragili. E allora se nelle nostre realtà sono le persone più fragili, allora dobbiamo avere da parte di tutti i servizi e istituzioni la maggior sostegno, partecipazione, supporto. Ecco, invece abbiamo capito che si è sostanzialmente pensato che la realtà delle residenze fosse, o meglio non fosse, adeguata a gestire l'accoglienza.
Ma questo non risponde a realtà, me lo spiego per un motivo molto semplice. La realtà delle nostre residenze, ma in tutta Italia, rappresentano realtà che hanno decenni o addirittura centinaia di anni di storia. Sono realtà che nascono e che hanno attraversato percorsi, periodi in cui si parlava di guerra, si parlava di spagnola, si parlava quindi di pandemie, ne abbiamo vissute molte. Quindi queste realtà esistono da molto tempo. Quello che forse in qualche modo ha portato qualche pensiero, qualche dubbio, qualche preoccupazione è il pensiero che si siano affacciate nella realtà dell'accoglienza, della non autosufficienza, realtà private, realtà, e di questo si è parlato, che facevano dell'accoglienza degli anziani un motivo di profitto. Questo va distinto completamente dalle realtà come la nostra non profit e la realtà pubblica, perché le realtà pubbliche anche loro hanno decenni o anche centinaia di anni. Qui a Padova ne abbiamo una che ha 200 anni di storia. Sì, però lei, scusi, la interrompo, ma d'altra parte questo è un po' un dibattito, dopo intervenite anche voi naturalmente quando vi fanno l'ispirazione, però chiedo questo appunto, io prima non ho detto una battuta a caso, strutture vecchie per vecchi, nel senso che è cambiato il modo, deve cambiare assolutamente il modo di concepire queste residenze, perché avranno 100 anni di storia, ma noi non siamo più nel 1800, non siamo neanche nel 1900 e neanche nel 2000, siamo nel 2020, dove l'anziano, io chiedo anche a lei, adesso è giovane, si prospetti un po' più là i suoi genitori, perché magari ci troviamo in situazione di avere i genitori novantenne o centenario, è abituato a una vita comunque di un certo tipo. Entrare in quelle strutture fa paura perché ti porta indietro. Io ho avuto una battuta che mi ha colpito, le dico subito. Mia mamma in un momento di lucido intervallo ha detto, oltre più di 90 anni, ha detto ma io non voglio tornare andare in una struttura che mi ricorderà il collegio di quando ero piccola io durante la guerra. E mi ha fatto pensare e ho detto però, perché lei poi era andata a trovare delle sue amiche in queste strutture e ne è uscita e ha detto ma sono come i collegi. È tristissima sta cosa qua, Beh, guardi, però non è cambiato tanto d'altra parte, perché le ho viste, sono andata anche a vederle e tutto, pochissime, abbiamo Trevigiano, che nel Trevigiano ce ne sono, io voglio provocarla, insomma dire... Sì, guardi, io quello che stavo dicendo prima, cioè perché parlavo di storia? Perché parlavo del motivo per cui queste realtà esistono. Non esistono queste realtà per mantenere situazioni non adeguate alle persone, cioè il motivo per cui sono state criticate o anche fatte osservazioni perché ha detto ma sono realtà che in fondo devono calcolare un profitto. Beh, questo non riguarda le realtà non profit perché per noi l'importante invece è dare attenzione alla persona da sempre. Quindi sicuramente possono esistere delle realtà che non sono adeguate, ma la stragrande maggioranza non è così. In effetti una delle altre cose importanti da dire è che molte delle nostre realtà si occupano non solo di accoglienza degli anziani, ma ci sono come residenti, ma ci sono anche centri diurni che accompagnano e soprattutto sostengono la famiglia dando dei periodi di sollievo. Ma facciamo anche attività domiciliare, quindi quello di cui si sta parlando oggi finalmente rappresenta fondamentalmente il futuro, cioè che le residenze non siano semplicemente realtà che accolgono, ma che siano dei centri servizi che forniscono pluriservizi, che sono aperti al territorio e fanno in modo che chi vive all'interno rimanga in contatto con il territorio, rimanga in contatto con le istituzioni, rimanga in contatto soprattutto anche possibilmente anche con le generazioni, fare in modo che la realtà non sia vissuta come una residenza dove ci sono solo anziani. Ma perché dico questo? Perché questa visione per la nostra associazione di categoria c'è da sempre e c'è sempre stata un'evoluzione. È vero che ci sono realtà che fanno fatica perché soprattutto quando non c'è una visione, come dire, illuminata, non c'è una visione di futuro, però se ci pensate bene, quando è stato pensato la figura faccio un esempio, una figura del direttore sanitario nelle residenze, poi a un certo punto si è visto che non è possibile realizzarla, ma perché non si trovano i medici per farlo? Qui entriamo in un altro capitolo. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che, e insisto su questo, fare una valutazione di giudizio senza la conoscenza diventa un problema. Quindi bene che ci siano queste occasioni di incontro proprio per approfondire la conoscenza, perché
ci sono sicuramente delle situazioni da migliorare, ma il principio che dicevo prima, quello che sta alla base della volontà di realizzare, di mantenere, di sviluppare in futuro queste realtà, sta proprio nel tenere e proteggere le persone e valorizzarle e stimolarle. Questo è lo scopo. Adesso dopo andiamo ad analizzare i dati, di cosa stiamo ragionando, perché è anche importante. Però segretaria, volevo chiedere un po' a lei anche una valutazione, visto che ha il ruolo anche di segretaria generale del sindacato, anche nel merito di quanto è stato detto. Le reputate idonee, adeguate? Dov'è il problema? Perché vi siete anche allarmati a suo tempo, ma tuttora voi siete sotto allarme? Ma sì, ci sono stati un sacco di comunicati stampa durante la pandemia e poi c'è stata anche una commissione regionale sulle morti per Covid che colgo anche l'occasione per dire pubblicamente che non abbiamo avuto nessuna notizia in merito, cioè, a parte che non so se dovevamo avere notizia o se doveva rimanere una commissione segreta, comunque siamo anche stati chiamati a evidenziare le criticità che ci sono state. Le criticità che ci sono state le sappiamo tutti, cioè la medicina del territorio non adeguata, e poi la sottovalutazione e anche l'idea che una pandemia non potesse mai arrivare, e poi i dispositivi, cioè noi sappiamo, i nostri familiari degli ospiti ci dicevano che non c'è stata nessuna misura di prevenzione, nessuna misura cautelativa. Abbiamo saputo che non c'erano i dispositivi, non c'erano le mascherine, i guanti. Quindi non adeguato ad affrontare quell'emergenza. Quell'emergenza sì, specifica, sì. Quindi questa è stata un po' la questione che è emersa. Ma anche il vivere in maniera promiscua. Infatti adesso c'è una visione nuova, no? Si parla di stanze singole, si parla per le strutture che verranno mantenute, perché la visione futura è quella di curare la persona, di mantenere la persona a domicilio. Noi siamo d'accordo, però siamo anche d'accordo nel fare andare verso il futuro le residenze che ci sono, insomma, che sono un patrimonio. Noi, come saprà, siamo anche favorevoli al fatto di fare diventare le IPAB delle strutture pubbliche, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, e soprattutto siamo favorevoli, anzi auspichiamo il fatto che naturalmente rispettando le strutture di terzo settore, che poi sono anche previste dalla legge 328/2000, no? Il privato sociale è una ricchezza, però noi pensiamo che siano le istituzioni, lo Stato e le regioni a dover occuparsi di queste strutture, anche per cambiare il paradigma, il modello. Perché, ecco, quindi cambio di modello. Quindi sì, cambio di modello culturale, assolutamente sì. Infatti questa è la cosa su cui voglio anche ritornare, sì, su questa cosa qui è importante. Sì. Partiamo indifferente, comunque voi avete fatto l'analisi, chiedo anche supporto della regia che magari ci può mettere un paio di slide, perché siamo partiti subito in quarta, però quello che era interessante è capire il contesto dove ci muoviamo. Ecco, qui vediamo un po' quello che è stato il punto di partenza, tanto ci torneremo su, secondo me tra un anno saremo ancora qua al punto di partenza, perché sono anni che stiamo parlando sempre di questo, al di là della pandemia. Infatti volevo dire, la pandemia è stata la bomba che è esplosa, la deflagrazione, però. Contesto Veneto. Il contesto Veneto riflette un po' anche quello nazionale. Noi abbiamo circa 5 milioni di abitanti e quasi il 25% della popolazione è ultra 65enne, questo è il dato a spanne. Quello che come SPI, FNP, WILP abbiamo elaborato e abbiamo presentato appunto il 29 marzo pubblicamente anche alla Regione è un documento dove noi cerchiamo, questo è il nostro obiettivo, cerchiamo di mettere insieme, avere una visione complessiva della non autosufficienza. Cosa vuol dire? Non autosufficienza. Andiamo anche alla slide successiva, per cui vediamo quanti sono, anche di cosa stiamo parlando, di che numeri stiamo parlando. Sì, stiamo parlando di 180.000 persone nel Veneto, di cui però
solo, tra virgolette, 31.000 persone sono nelle strutture residenziali, nelle case di riposo, centri di servizi come li chiama la Regione Veneto. Il resto delle persone sono a casa o assistiti dai caregiver, che sarebbero i familiari sostanzialmente, oppure delle assistenti familiari, che nel Veneto sono circa 80.000, di cui il 60% non in regola. Questi sono un po' i dati che noi abbiamo rispetto a questa situazione. Il Covid, al di là che ha colpito ovviamente non solo le strutture residenziali, ha messo in luce prima di tutto la difficoltà, il problema sanitario di questo Paese, nel senso che da anni non si è messo mano a un finanziamento adeguato del Fondo Sanitario Nazionale, e questo ha significato meno personale, una programmazione allucinante nella programmazione delle professionalità, e siamo arrivati a questo punto che non Diceva abbiamo... anche il vicepresidente, ma anche il direttore sanitario, non ne trovi. Ma non solo non abbiamo, diciamo, i direttori sanitari, forse quello il problema. Forse quello il problema, ma non abbiamo i medici di base, non abbiamo alcuni medici specialisti, infermieri, a partire da quelli che dovrebbero fare il pronto soccorso, non abbiamo infermieri, e anche, sta succedendo ultimamente, il grido d'allarme anche delle strutture residenziali, non abbiamo neanche gli operatori sociosanitari. Quindi il Covid ha messo in luce una visione non attenta sul tema della non autosufficienza, ma in generale sulla sanità. Perché parlo di sanità? Perché parlare di case di riposo oggi, pensando che le case di riposo siano gli ospiti, la maggioranza degli ospiti siano persone sostanzialmente che stanno, tra virgolette, bene, o che hanno qualche problema, è sbagliato. Assolutamente, infatti lo voglio interrompere su questo, perché è una riflessione che è doveroso fare. Allora andiamo in pubblicità rapidamente, ritorniamo, riprendiamo il filo del discorso, diamo la parola anche naturalmente al segretario all'FNP e ci vediamo tra poco. Allora, stiamo parlando della situazione critica delle persone non autosufficienti, sono moltissime. Dove vivono, cosa fanno, quali sono le prospettive da qua in avanti, cosa si prospetta, perché bisogna guardare sempre un po' più in là, invece noi affrontiamo sempre le emergenze come si presentano. Sergio Furlanetto, lo SPI stava analizzando aspetti oggettivi e ha fatto un'osservazione molto interessante. Ha detto in queste strutture non si parla di persone che ci vanno per trascorrere il proprio tempo perché stanno bene, eccetera. Per carità, ci sono strutture dove alcuni fanno delle scelte ben precise, ma per lo più sono persone che hanno problemi di salute, e qui sta la prima criticità che voi avete analizzato. Quali sono le criticità emergenti? Poi andiamo ad affrontare tutto quel che riguarda la domiciliarità, il caregiver, la famiglia, che là si apre un mondo, delle tragedie effettivamente. Vediamo anche le slide di supporto. Sì, hai ragione, poi dobbiamo andare a ragionare anche di quello, perché io, forse per deformazione di quello che ho fatto prima, vedo la cosa in maniera complessiva, no? Quindi la non autosufficienza, l'invecchiamento attivo, le case di riposo, la sanità territoriale, l'assistenza domiciliare, quindi è una rete sulla quale si deve andare inevitabilmente a ragionare. Ma venendo alla questione che mi hai posto delle criticità delle case di riposo, il primo problema è che gli anziani che oggi accedono alle case di riposo non sono più gli stessi di una volta, non perché quelli di una volta purtroppo sono andati avanti, sono morti, ma nel senso che hanno una motivazione diversa. Mentre una volta gli anziani che accedevano alle case di riposo erano più giovani, avevano meno problematiche, e quindi le case di riposo avevano un ragionamento da fare sul socio-assistenziale.
Anche il tempo libero, cioè come impiegarli nel tempo libero. Lo fanno ancora oggi per quegli anziani che possono avere questo. Però oggi gli anziani accedono alle case di riposo in età molto più avanzata, l'età media è 85 anni, e quando accedono hanno molte patologie croniche, e quindi da socio-assistenziale queste strutture sono diventate pian piano sociosanitarie, ma che però non hanno la componente sanitaria all'interno, sia per mancanza di medici, mancanza di infermieri, ma anche perché il modo di lavorare alle strutture gli è dettato dalle non scelte che ha fatto la Regione. Cioè noi abbiamo gli standard sia degli immobili che dovrebbero essere ristrutturati, riorganizzati in maniera diversa rispetto alle necessità delle persone, sia gli standard, quelli sanitari. Noi abbiamo le percentuali prestabilite di OS, di infermieri, eccetera, che sono ancora quelle di quando appunto erano socio-assistenziali. Oggi c'è bisogno di molto più personale con qualifiche diverse, con qualifiche più sul campo sanitario. Vicepresidente, a questo proposito, diceva regionale, scelte regionali che non sono state fatte. Lei che abbraccia sia la Regione Veneto, perché comunque ha una competenza anche di carattere regionale, però ha una responsabilità anche nazionale. Ravvede nella nostra regione un'inefficienza particolare rispetto ad altre, oppure tutto sommato siamo nella stessa minestra, chi più chi meno, quindi c'è un problema anche ben più grosso? No, mi sento di dire che la situazione di questa evoluzione delle residenze, quindi delle persone che sono accolte, è esattamente la stessa in tutta Italia. Anzi, mi sento di dire che sicuramente si sa che il modello Veneto è leggermente più avanzato rispetto agli altri, però la fotografia che ne è stata fatta è esattamente questa. E a livello nazionale si ripresenta sempre la stessa difficoltà, e cioè il fatto che l'evoluzione dell'accoglienza riguarda persone con pluripatologie, con pluriterapie, quindi con la presenza di personale sanitario sia in termini di competenze sia in termini di numero, che deve assolutamente essere adeguato. Questa visione generale ovviamente ha messo in luce qualche cosa che il Covid ha fatto veramente esplodere. Concordo con quello che è stato detto. Deve esistere la filiera dell'assistenza, bisogna pensare a una filiera generale che va dal domicilio fino anche all'assistenza ospedaliera, dove però il territorio ha una sua definizione. Il territorio, perché le residenze per anziani fanno parte dell'assistenza territoriale. Quindi questo ruolo è fondamentale perché è l'aggancio più vicino alle residenze delle persone ed è lo snodo principale successivo alle eventuali difficoltà sulle dimissioni ospedaliere. Quindi questa catena, questa rete di servizi intorno alla persona va riadeguato in generale. D'altra parte oggi sappiamo che la mancanza di figure sanitarie, in particolare gli infermieri, non sono mancanze nelle residenze, sono mancanze nel territorio, nelle residenze, negli ospedali. Ecco, questo vuol dire che la programmazione effettuata in Italia, dove il numero di infermieri necessario richiesto da tutte le regioni e dagli ordini professionali si avvicina a un numero di 24.000 all'anno richiesti, le università ne formano 17.000. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è proprio discrasia fra la programmazione, la necessità e quello che viene reso disponibile. Infatti questo è importante. Chiedo a lei come parere, ma secondo la vostra analisi, poi interviene anche naturalmente il responsabile del sindacato dello SPI e anche la segretaria, non è che bisogna rivedere proprio il modello, nel senso che abbiamo queste persone molto molto anziane, che sono, come diceva lei, sono dati alla mano, ovvero 85, ma ce ne abbiamo 90, 95, 100 anni, che hanno pluripatologie, sono fragilissimi, per cui un'eventuale altra pandemia può veramente, o qualsiasi cosa può verificare, può essere fatale, e poi abbiamo tutta una fascia di popolazione che invece ha bisogno di un'assistenza
organizzata, strutturata, che non può più stare nel proprio domicilio, ha bisogno anche di strutture intermedie, non strutture intermedie, perché avrebbe bisogno di un luogo di convivialità, ma dove poter anche essere assistiti di notte, eccetera, ma non può permettersi di entrare neanche in casa di riposo. Non sono così messi male fisicamente, quindi creare delle strutture veramente diverse, casa di riposo, struttura sanitaria, chiamiamola casa di riposo sanitaria, e casa di riposo invece per chi come una volta fa questo tipo di scelta, e poi chi vuole permettersi, chi può permettersi il domicilio fa il domicilio, ma lì si apre un altro capitolo che lo voglio affrontare perché non è una cosa di poco conto, io vedo persone che hanno dei grossi problemi. Cioè, strutturare diversamente, quindi parlare a livello regionale, che bisogna rifare questa programmazione, bisogna rifare tutto un piano anche di regolamentazione che però veda strutture completamente diverse, sì, importante, evidente, diverse. Con la tua domanda mi tiri dentro su due piani. Un piano che è quello della strutturazione del sistema sul territorio, a partire dalla necessità di completamento degli ospedali di comunità, passando poi per le strutture intermedie come le case di riposo, le RSA, le strutture riabilitative, gli hospice, no? E qui passando per questo c'è tutto un ragionamento da fare su quale ruolo questi devono avere, no? Noi nella proposta che avevamo fatto, che avevamo portato avanti negli scorsi anni di riforma per esempio delle IPA, perché sono le strutture pubbliche, sì, le case di riposo pubbliche, vedevamo che queste strutture dovevano diventare a tutti gli effetti un pezzo della sanità pubblica. E non solo questo, noi ragionavamo con la Regione anche della questione delle case di riposo private, non pubbliche, nel senso che molte delle case di riposo private ricevono i finanziamenti da parte della Regione per le persone non autosufficienti che vengono ricoverate, e noi chiedevamo alla Regione non solo la riforma delle pubbliche ma anche un proprio intervento di indirizzo rispetto alle case private accreditate da parte della Regione. E qui la Regione ha sempre cercato di scaricare la cosa dicendo ma hanno un loro consiglio di amministrazione, noi non possiamo intervenire. Sì, però i soldi glieli diamo. Quindi, una cosa che deve la Regione mettersi in testa è che bisogna incominciare a pensare di quale connubio mettere in piedi tra strutture private e strutture pubbliche, tra sanità privata e sanità pubblica. Perché noi vediamo che oggi, anche a causa del Covid, ma non solo, ma anche per tutte quelle inefficienze che dicevamo prima e mancanza di personale, ci sbattono verso i poliambulatori privati dove il personale invece c'è, ma oggi stiamo verificando che anche i poliambulatori privati per alcune tipologie di intervento stanno andando in difficoltà, perché dove il pubblico scarica troppo sul privato anche loro incominciano a aver problemi. Quindi la Regione Veneto, con le autonomie che vuole avere, quella della sanità già ce l'ha, dovrebbe incominciare a pensare al connubio pubblico-privato su tutte queste questioni che riguardano appunto dalle case di riposo ma anche dal rapporto sanità pubblica e sanità privata. Su quanto ho detto invece Gino Ferrari, su cosa ne dice? Sono d'accordo con quello che dice Sergio, e riportando tutta la discussione poi al fatto che come sindacato unitariamente abbiamo pensato di elaborare questo documento, è che non correre il rischio di affrontare a pezzi il problema, perché non ne veniamo fuori. Quindi al centro c'è la non autosufficienza e si deve in qualche maniera intervenire un po' in tutti i campi che riguardano la non autosufficienza, ripeto, a partire anche dall'assistenza domiciliare, perché là, facendo i conti, noi abbiamo 3/4 delle persone non autosufficienti che sono a casa, che sono assistite a casa. Attualmente la residenza è quasi l'ultima spiaggia rispetto al fatto che non si gestisce, non si riesce più a gestire il non autosufficiente a casa. A quel punto si decide di arrivare, quindi va rivisto il modello, come dice lei, nel senso che alla fine i centri, i servizi, le case di riposo, come vogliamo chiamarle, dobbiamo rivederle. Allora, la Regione Veneto ha fatto un piano sociosanitario
dove ha distrutto i posti letto in lunga degenza. Ma lì Ci sono solo in tutto il Veneto, la programmazione regionale ha previsto 45 posti letto per la nonna. Le strutture intermedie, che non ci sono più. Ex lungodegenza. Sì, che non sono mai state attuate. Tutta questa roba qua si è scaricata da un lato su queste strutture intermedie che ci sono e non ci sono, perché anche quella programmazione fatta non è ancora attuata. E in parte, e in gran parte, si è scaricata nelle strutture residenziali per anziani. Certo. Questa è la verità. E non solo, no, sulle finisco famiglie. Con un tema grande, che è quello delle risorse. Allora, perché qua bisogna... allora, capito che è un grande problema e che ci vogliono più risorse dal livello nazionale al livello locale, c'è la necessità di rimettere a posto tutte queste cose qua. Quindi a livello nazionale adesso il PNRR ha previsto che entro il 2023 si debba fare, ed è obbligatorio, non è che si scappi, una legge sulla non autosufficienza, che è importante non solo per le risorse che eventualmente arriveranno, ma è importante specialmente per identificare quali sono i livelli essenziali delle prestazioni sociali. I famosi LEA. I LEA sono quelli sanitari, i LEPS sarebbero quelli sociali. Lì potrò dire cosa ha diritto il non autosufficiente, sia che sia a casa, sia che sia nelle residenze. Questo è un aspetto importante. Si deve andare in pubblicità, per cui dopo do l'intervento sia la segretaria che anche entrambi interveniamo su questo tema che è importantissimo, e affrontiamo anche il discorso della domiciliarità, che è anche molto molto critico. Pubblicità, pochi secondi. Allora, stiamo ritornando al tema della criticità. Volevo far intervenire, tanto che ho chiesto la parola Furlanetto quanto la segretaria. Chi vuole dire prima? Io volevo concludere il discorso di prima, no? Che nella tua domanda di prima c'era anche la questione che diceva quali tipi di strutture, perché abbiamo anziani, sempre più anziani non autosufficienti, però abbiamo anche degli altri anziani che possono avere un tipo di vita diverso. Oggi magari li vediamo in due reparti diversi della stessa struttura. Della stessa struttura. Noi oggi invece stiamo pensando ad alcune esperienze che sono già partite e che dovrebbero crescere ancora in futuro, il cosiddetto co-housing, dove abbiamo gli anziani, quelli che sono ancora autosufficienti, che vanno a vivere in gruppo, in mini appartamenti, in case, ma con servizi in comune, dove si aiutano e magari sono, dal punto di vista sanitario, sono seguiti magari da una di queste strutture. Io porto sempre l'esempio dell'isola di Treviso, quello che viene in mente a tutti. Dove che attorno alle residenze dove ci sono quasi 1 migliaio di anziani, da alcuni anni stanno lavorando per ristrutturare edifici abbandonati del centro storico, e questo qui serve anche dal punto di vista delle città, per far rivivere le città, case che sono lì storiche, vecchie, abbandonate, e quindi dare agli anziani la possibilità di vivere in maniera autonoma, però sempre collegati a un centro servizi se hanno bisogno di qualcosa dal punto di vista sanitario. In questa strada devono andare avanti le cose. Adesso, per non citare sempre gli stessi, so che per esempio a Preganziol di Treviso il comune sta costruendo, qui invece di ristrutturare cosa vecchia che probabilmente non ne hanno, essendo un paese e non una città, stanno in campagna costruendo una struttura nuova di questo tipo qua per dar spazio agli anziani ancora autosufficienti. Chiaro. Infatti, segretaria, la cosa anche, le do la parola vedendo questo tema, però le introduco anche questo, è una questione anche culturale. Sì. Perché quello che voglio dire, gli anziani di cui stiamo parlando, per carità, sono quelli di adesso che stanno gravando sulle famiglie e tutto, però sono i famosi baby boomers, perché non ti negasso, si sta parlando anche di questi, sono la categoria che attualmente ha più di 60 anni circa, intorno ai 60, e che poi in masse critiche mostruose arriveranno all'età critica, con pensioni non tanto alte. Sì. Quindi c'è anche questo aspetto. Infatti noi abbiamo elaborato questo documento per portare all'evidenza
quello che già sapevamo. Noi sapevamo che ci sarebbero state queste criticità materiali, però la grande criticità è di tipo culturale. Noi possiamo fare tutte le analisi che vogliamo e fare tutte le proposte che vogliamo, ma se non rimettiamo al centro e se non cambiamo modello all'anzianità, cioè non ci sarà mai una lungimiranza tale da permettere di includere tutte le persone anziane e di farle entrare dentro i diritti esigibili, perché mentre noi adesso parliamo ci sono un sacco di persone, di familiari e di anziani che sono esclusi dai diritti. E sembra quasi che sia una cosa normale. Io mai avrei immaginato 20-30 anni fa che si stesse costruendo una società che escludeva così gli anziani, a parte che a volte rifletto che in Costituzione non c'è, nell'articolo 3 per esempio non c'è il requisito dell'età, l'età non c'è, perché forse anche i costituenti non pensavano che quelli che sarebbero venuti dopo avrebbero esercitato questa esclusione così massiccia verso gli anziani. E anche adesso il fatto che se ne parli sempre appunto per le criticità delle case di residenzialità e semiresidenzialità va bene, però va bene anche incoraggiare le politiche dell'invecchiamento attivo, no? Che però anche vedo che sui media viene sempre trattato come l'invecchiamento ben medicalizzato. Ma non è così, l'invecchiamento attivo ha un sacco di declinazioni, per esempio dare ai lavoratori e alle lavoratrici anziane la possibilità di lavorare fino a quando ne hanno voglia in buone condizioni. Io sono stata in consulta, adesso c'è la CISL, e nelle progettualità che noi abbiamo visto, in consulta abbiamo dato l'ok a delle progettualità, noi siamo rimasti sorpresi nel senso che lì le progettualità legate alla medicalizzazione erano poche. Gli anziani hanno soprattutto voglia di partecipare. La partecipazione e l'inclusione sociale è stata la progettualità che ha visto più adesioni, e per cui cioè, come possiamo adesso concludere? No, ma ci sono concludere per me, dico. Sì. Sicuramente Ma sono due capitoli enormi, perché sì, quello che sta dicendo, invecchiamento attivo, sono persone che stanno invecchiando, le dice ancora che lavorano. Sì. E devono trovare un sistema di inclusione, di partecipazione, eccetera, e sono un capitolo. Ma per fortuna sono persone autosufficienti. Sì. L'invecchiamento attivo vale anche per la persona che sta morendo, che è avviata verso... Cioè l'invecchiamento attivo deve iniziare dalla nascita e finire con la morte, mentre invece noi abbiamo l'idea o la tendenza a scartare le persone. E questo è un problema enorme, perché finché non risolviamo i problemi culturali alla base, poi facciamo anche fatica a mettere proprio a punto gli interventi che sono necessari. E adesso, secondo me, non c'è la percezione che il tema della non autosufficienza e di come viene trattata l'anzianità è un tema legato alla coesione sociale. Secondo me se la Regione, se lo Stato non fanno quello che devono fare, sarà un problema, perché non è bello vedere come uno Stato e una Regione tratta i suoi cittadini e le sue cittadine anziane, che poi ci sarebbe un capitolo da aprire per la violenza contro le donne anziane, per la povertà delle donne anziane, che sono messe ancora
Peggio degli uomini, se così si può dire. Condizioni di difficoltà, questo sì. Ecco, alla luce di quanto diceva la segretaria, vicepresidente, che ha tirato fuori, tra l'altro, ha messo al fuoco diversa carne, perché ci sono tante questioni. È interessante anche affrontare il discorso, lei ovviamente si occupa di strutture residenziali che hanno una certa connotazione e tutto, però queste strutture non sono accessibili a tutti. Io qua tocco l'aspetto finanziario e economico, che non è di ultimo ordine. Cioè una discriminante importante è proprio per le donne l'aspetto economico. Persone anziane, un domani, io dico sempre coloro che adesso magari hanno i figli che lavorano all'estero o non hanno figli, perché poi ci sono molti che non hanno figli e magari sono donne e non avranno una pensione sufficiente, non potranno neanche permettersi di accedere a queste strutture, non potranno permettersi di avere, e già ci sono, la badante a casa, perché una badante, se messa in regola, voi lo sapete benissimo, costa l'ira di Dio, è insostenibile. In una società che si sta impoverendo sempre di più, una famiglia, io stamattina ho avuto modo di confrontarmi con una mia cara amica che ha entrambi i genitori over 90, che dice: ho i 2 bambini, io non riesco a immaginare come fare con i miei genitori che hanno pensioni di artigiani molto basse. Cosa faccio? Li mando in casa di riposo, sono sui 3.700 euro in 2? Il pacchetto, ipotizziamo, cioè, sono cifre impossibili. Impossibile, cosa facciamo? Cosa facciamo di queste persone? La badante costa anche quella, gliela butto là perché lei si occupa di queste strutture, non dico le vostre che magari sono del terzo settore, però non ce ne sono neanche tante perché sennò tutti verrebbero lì, però è una realtà quella di preoccupazione. Questa cosa dopo la sento anche voi su questo versante, aspetto economico. Beh, allora, io credo che l'aspetto economico vada di pari passo con l'aspetto della visione a 360 gradi dei servizi che vanno erogati. Perché, per esempio, i centri diurni, che ce ne sono molto pochi, ed è difficile aprire i centri diurni, che sono un sollievo per la famiglia, che ovviamente costano molto meno, però per aprirli è prevista che ci sia un blocco all'apertura per una percentuale non superiore al 10% rispetto alle quote sanitarie erogate. Cioè sostanzialmente se la Regione prevede 24.000 quote non ce ne possono essere più di 2.400 posti per centri diurni. Questa è una questione matematica, insomma. Sì, questo è un errore che va rivisto perché come va potenziato il domiciliare, così vanno potenziati anche i servizi semi-residenziali. Per fare questo si dà un servizio alle famiglie che costa molto meno e che fa mantenere da un supporto e da un sollievo. Sì, però vede, lei mi sta parlando di un sollievo, un supporto. L'anziano quando arriva a casa la sera, che a parte che il tragitto chi lo va a prendere, perché se già la famiglia ha l'asilo diventa matta con l'asilo, mi dà se l'asilo per l'anziano, vabbè, mi viene il pensiero, no. Ci sono servizi che funzionano. Benissimo. Chi lo porta a letto? Chi lo pulisce? Cioè, allora ci vuole una badante notturna, faccia lei 2 conti, conti. No, ma è chiaro che la revisione complessiva deve tener conto dello stato di gravità, ma se lo stato di gravità è questo, di quello di cui lei sta parlando, lei mi sta parlando di qualche cosa, ed è così che succede, che ha necessità di servizi sanitari. Esatto. Allora non possiamo fare i servizi sanitari con lo sconto o che non hanno quel valore che devono avere. Il vero tema è questo. Allora, quando si parla di residenze, nel nostro caso le residenze non profit fanno un servizio di interesse pubblico perché essendo realtà non profit non fanno altro che gestire con la forma del privato sociale un patrimonio che comunque è un patrimonio che spetterà poi al pubblico e soprattutto è un patrimonio che rimane nel territorio e rimarrà per decine di anni, non c'è un proprietario che fa un profitto. Quindi questo patrimonio rimane nei territori a vantaggio di tutti quelli che sono nel territorio. Ecco perché queste situazioni possono gestire il massimo livello di efficacia ed efficienza, ma quando andiamo a parlare di servizi di tipo sanitario sappiamo che il ministro Speranza l'ha detto, un posto letto in ospedale di lungodegenza costa 600 euro al giorno. Oggi un ospedale di comunità di cui si parla viene remunerato a 145 euro al giorno. È evidente che c'è da fare qualche verifica in questo caso,
perché poi altrimenti tutto il resto si scarica sui cittadini. Esatto, che è la cosa peggiore, si scarica sui cittadini. Qua parliamo velocissimi della domiciliarità. Per chi la vive è il grande bluff. Allora, prima di toccare, anche se l'ho riportato sempre all'attenzione questa cosa della domiciliarità, volevo dire qualcosa sulle risorse. Allora, adesso stiamo parlando, ipotizzando che dovrebbero arrivare più risorse per dare una risposta alla non autosufficienza. Tutti quanti l'abbiamo capito. Però le risorse da dove arrivano? Arrivano da chi paga le tasse. Ora, lo dico perché sono un po' arrabbiato della discussione che c'è in questi ultimi giorni, dove le tasse non le deve pagare nessuno, magari no, ma per i servizi, per la sanità, per la scuola, bisognerebbe ricordare che le paga lo Stato e lo Stato le paga con le tasse dei cittadini. Chiaro, no, ma questo lo sappiamo. Allora, se i cittadini avviene una diminuzione delle tasse in maniera generalizzata e non si colpisce in maniera adeguata l'evasione fiscale, rischiamo che i nostri figli nei prossimi 5-10 anni, col debito che si sta accumulando, lo pagheranno, altro che non autosufficienza. No, altro che non autosufficienza. Ho fatto questo ragionamento perché insomma ci tenevo. Sulla domiciliarità c'è, come abbiamo detto, nel Veneto sostanzialmente i 3/4, quasi 3/4 delle persone non autosufficienti sono a casa, assistite dai caregiver familiari oppure dalle assistenti familiari, 80.000 persone. Bisogna trovare un adeguato sostegno da parte dei servizi, quindi bisogna ragionare in forma integrata. Non può essere che il servizio che si dà di assistenza domiciliare non può essere che continui così come è oggi, che il servizio di assistenza domiciliare è ripartito a due, tra le USL, ADI e i comuni, il SAD. Il SAD fornisce... E la famiglia, la persona. E la famiglia, no? Che se non pagasse niente la famiglia. No, ma c'è la necessità che questi servizi vengano potenziati, ma oltre che potenziati, che siano integrati. Non può essere che uno, tra virgolette, ha tutto, qualcun altro non ha niente. Chiaro. Perché ogni comune, bisogna tenere presente, il servizio di assistenza domiciliare lo fornisce con un proprio regolamento, il che significa che nel comune di Lusiana Conco, dove io abito, con 4.000 abitanti, neanche 4.000 abitanti. Non è lo stesso di Asiago. Non è la stessa cosa di Asiago e non può essere che ci siano cittadini di serie A e di serie B divisi solo dai confini. Ritorno al tema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che deve essere garantito in tutto il territorio Siamo nazionale. in chiusura, Furlanetto. Sì, io mi aggancio a questo ragionamento passando appunto dal discorso dei costi che ci sono nelle strutture residenziali, dove anche lì se una famiglia proprio non ha niente i comuni dovrebbero intervenire, poi abbiamo i comuni che piangono che non hanno le risorse necessarie, ma mi allungo al discorso che era quello per concludere sulla domiciliarità. Già Gino ha parlato del SAD e dell'ADI come tipo di servizio, mi aggancio per dire che questi servizi sono molto ridotti, nel senso che raggiungono l'1% degli ultra, il SAD raggiunge l'1% degli ultra 75 anni in Italia ed è andato calando in questi ultimi anni come servizio. Si sta pensando con dei finanziamenti che dovrebbero arrivare per il 2026 a 1,6 miliardi di euro, di riuscire a raggiungere almeno il 2% delle persone che hanno questa necessità, ma il 2% vuol dire 280-300 mila persone rispetto ai 3 milioni di non autosufficienti che abbiamo, quindi è pochino che questo. E qui mi voglio agganciarmi, perché tu dicevi, mentre parlava Gino, sì, anche oltre a ADI, SAD, comuni, la famiglia. La famiglia, discorso carigiver, in Veneto non abbiamo una legge sui carigiver, neanche a livello nazionale, a dire il vero. Sì, è stata prevista la figura di carigiver nella legge finanziaria del 2018, ma però non c'è una vera e propria legge nazionale in materia che stabilisca finanziamenti, interventi sui costi, sulla fiscalità e così via. E la stessa cosa, oltre che per i carigiver, e dare a queste persone, questi familiari così definiti,
delle assistenze dal punto di vista economico, perché queste persone magari lavorano, hanno anche il resto della famiglia da guardare e così via. E quindi una legge ci vuole per queste persone, come pure bisogna fare un ulteriore passo in avanti rispetto a quello che è tutta la questione delle badanti a domicilio, dove, come diceva qualcuno prima nell'intervento, il 60% è in nero. Bisogna stabilire dei finanziamenti che favoriscano la riemersione di questo lavoro nero, oltre che aiutare le famiglie e la persona non autosufficiente. E quindi è questa la strada. Il problema ritorna a quello delle risorse. Quanto ci vogliamo mettere per la struttura degli anziani? Magari i giovani ci possono dire voi anziani pensate solo per voi. Io gli dico voi giovani non pensate tanto per noi, pensate quel po' che basta. Pensate per i vecchi di domani, che se avete tempo di vivere sarete voi. Con questa battuta, allora io direi di chiudere. Tra l'altro volevo dire, appunto, queste caregiver sono per lo più appunto donne che hanno lasciato anche il lavoro, sì. Quindi un domani avranno il problema di che pensione possono prendere, quindi qua si apre un altro capitolo. E poi giustamente la segretaria, ma vorrei fare un altro approfondimento un domani perché necessita ulteriore tempo, ha sottolineato l'aspetto delle violenze domestiche, ma è vero, c'è stato un incremento importante proprio per questa tensione che si crea all'interno delle famiglie con persone molto anziane, difficoltà di reggere certi equilibri non semplici. Chi fa da caregiver, chiamiamolo così, che vuol dire chi supporta la persona non autosufficiente a casa, perde la pazienza, è un dato di fatto, cioè arriva fino a un certo punto, perché non abbiamo affrontato il capitolo che molti di questi sono malati di Alzheimer, cioè non ragionano come prima, non è soltanto la persona che ha una malattia, è la testa che non c'è più, e si verificano moltissimi casi di violenza. Molto molto importante, non solo nei confronti delle donne, ma anche nei confronti di uomini anziani. E sono episodi brutti, non è vero che nelle case di riposo succedono queste cose qui, succedono anche nelle famiglie. E allora bisognerebbe capire anche, affrontare questo capitolo, secondo me necessita un approfondimento doveroso, magari anche con un'ulteriore figura di esperto, o chi possa anche darci degli spunti ulteriori. Intanto questo è il primo punto che abbiamo affrontato. Io vi ringrazio la vicepresidente Uneba, grazie naturalmente di essere stato qui con noi, Gino Ferraresso, Furlanetto e lei segretaria, di averci consentito di affrontare questo capitolo, e a voi di averci seguito. Scriveteci come sempre, poi se avete problemi rivolgetevi ai sindacati che possono darvi una mano e dateci spunti di riflessione su queste tematiche. Noi naturalmente ci ritroviamo dopo la pubblicità per continuare la nostra trasmissione.